buongiorno a tutti anche da parte mia. Cercherò di essere molto breve perché siamo 8 minuti in ritardo, quindi cerchiamo di essere molto brevi. Allora, voi dovete sapere che il rapporto che mi lega al presidente Pezzetta è un rapporto ormai quasi storico. E mi ricordo il giorno che l'ho conosciuto, che poteva essere qualcosa come i primi giorni di febbraio del 2012, mi disse due cose. La prima è stata io ti darò del tu mi darai sempre del lei. E la seconda cosa è stata datti da fare perché la strada diciamo è in salita e tutto dipende da te, tutto dipende da voi, no? Quindi oggi il motivo del convegno, se volete, è molto azzeccato, perché effettivamente il cambiamento passa per le persone che si adoperano per farlo. No? E questa è una cosa che io ho incontrato poi nei 5 anni che sono passati da quel giorno ad oggi, trovo sempre molta resistenza per fare il cambiamento. Allora mi ricordo che era poi, penso marzo 2013, che eravamo col Ditedi, e facevamo un convegno dal titolo Business on Open, che trattava proprio l'economia del dato, no? Ed era già marzo 2013, quindi parliamo di quasi 4 anni e mezzo fa, di quanto fossero importanti i dati. Allora io rapidamente vi do dei dati che mi sono segnati, che secondo me sono di stimolo. A marzo 2013 ci lamentavamo, io e Pezzetta, già a suo tempo, di mancanza di connettività, poca connettività diciamo, come infrastruttura che potesse abilitare poi l'economia del dato, poca cultura digitale, poco network di aziende. Allora vi do dei dati che sono, diciamo, arrivano dall'ultimo studio che l'IRES, l'Istituto di Ricerca Regionale, che ha fatto proprio sulla connettività e sull'utilizzo di Internet. Sono dati aggiornati a dicembre 2016 e dicono questo, dicono che l'80% delle famiglie del Friuli Venezia Giulia hanno accesso alla banda larga, subito dopo la provincia autonoma di Trento, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Dice che il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni in cui è meno elevata, ovvero il 26%, la quota di popolazione che non ha mai utilizzato un computer e che la nostra regione è allineata a partire dal 2014 alla media europea. Mi ricordo quando sono arrivato in INSIE, che era a fine 2014, che il progetto di connettività regionale Hermes, che tutti voi conoscete sicuramente, era un progetto che era partito 9 anni prima, nel 2005 mi pare, ed era al 33% di completamento. Oggi è al 100% di completamento, quindi noi in 2 anni e mezzo abbiamo completato la rete regionale Hermes che oggi connette tutti gli edifici, cioè tutti i comuni, diciamo gli edifici, i municipi della pubblica amministrazione, le aziende sanitarie e quant'altro. C'era poi un dato che era quello relativo alla connettività Wi-Fi, noi avevamo a marzo 2013 erano 0 i punti di connettività Wi-Fi gratuita e libera in Friuli Venezia Giulia, e siamo partiti quella volta il giorno del D-Day del 2014, oggi sono più di 560 i punti e arriveremo per la fine del prossimo anno a superare i 1000 access point in regione. Allora vi ho dato questi dati perché diciamo, la domanda che uno potrebbe farsi giustamente è ma quindi va tutto male? Cioè siamo ancora... No, non va tutto male, non va tutto bene ma non va neanche tutto male, quindi se io guardo a livello nazionale va malino, diciamo, può andare sempre meglio, no? Quindi se io guardo un po' a livello italiano, il Friuli Venezia Giulia oggi è sicuramente posizionato meglio di molte altre regioni, non ancora di tutte, ma comunque posizionato meglio. Mi sono segnato alcune cose che volevo dirvi. Allora, sicuramente nella top 3 dei problemi che io vedo, il primo è sicuramente quello culturale, ma mi sembra che tutti i miei predecessori lo abbiano significato, no? Cioè il problema culturale che è agganciato a quello che diceva l'onorevole Coppola e che diceva il Presidente Pezzetta, che vedo anche dato dalla poca domanda che c'è di utilizzo di dati. Cioè noi liberiamo dati, c'è la piattaforma. Intanto potrei chiedere a voi quanti di voi hanno visitato questa piattaforma degli Open Data negli ultimi 3 anni? 1, 2, 3, ma ce ne sono alcuni che non hanno mai visitato. E siamo cultori di Open Data, cioè gente che è qui, che si è fatta la scalinata del castello alle 9 di mattina, di lunedì mattina. Io vi conosco, diciamo il 70% ci conosciamo tutti perché siamo dei missionari, non tutti l'hanno utilizzata, perché il tema è cosa ce ne facciamo di questi dati.
una volta che sono aperti, no? Li abbiamo liberati, finalmente sono liberi. Cosa ce ne facciamo di questi dati? Allora, mi sono segnato alcune parole chiave. Noi ci siamo occupati di infrastruttura, quindi come in SIE a fianco alla Regione abbiamo operato per aumentare l'infrastruttura di connettività. Si poteva fare di più? Sicuramente. Si poteva fare prima? Sicuramente. Però purtroppo scontiamo, io me ne sono reso conto lavorando lì, scontiamo delle logiche, una normativa e un impianto regolatorio che è tra i più complicati che ci possano essere. Ci siamo occupati di cultura e oggi siamo qui a fianco a Compa e ad ANCI perché crediamo che la cultura nostra, delle persone che lavorano insieme, delle persone che lavorano nel comparto pubblico, ma anche dei cittadini, sia fondamentale proprio per abilitare l'utilizzo di questi dati. E poi ci siamo occupati di servizi, perché tu puoi avere infrastruttura, puoi avere persone che sanno usare, però se poi non gli dai niente per usare, poco ci fanno. Quindi ci siamo occupati di servizi. Vi faccio alcuni esempi. Abbiamo lanciato un anno fa il portale regionale dei servizi al cittadino, è una buona pratica nazionale certificata dal ministro Madia, da Diego Piacentini, nuovo commissario, dal direttore dell'Agis Samaritani, è l'unico caso che c'è in Italia, ce l'ha copiato la Basilicata fino adesso. È, se volete, Italia Login in miniatura. Lo trovate al dominio servizi.regione.fvg.it. Ci trovate dentro fino a 60 servizi accessibili con SPID, completamente integrati su mobile, a seconda del comune nel quale siete residenti. Vi cito alcuni esempi di utilizzo di dati che abbiamo fatto negli ultimi anni che secondo me sono interessanti. Allora, abbiamo per esempio messo a disposizione dei direttori delle aziende sanitarie, siccome noi controlliamo ovviamente tutto il sistema sanitario e abbiamo i dati di accesso, i dati delle prestazioni, i dati dei pazienti, dei trattamenti, delle prenotazioni, ovviamente in formato anonimo, abbiamo reso disponibili tramite un'app su smartphone ai direttori delle aziende lo spaccato in tempo reale della propria azienda e all'interno del sistema delle aziende sanitarie. Provate a pensare a questa cosa, che tipo di benchmarking permette di fare e nella completa trasparenza tra i direttori di migliorare l'uno con l'altro, no? Di poter condividere anche esperienze. La stessa cosa voi potete vederla da un'app che avete ormai da 2 anni a disposizione. Purtroppo è molto difficile anche raccontare queste cose, quindi i download non vanno di pari passo con il nostro entusiasmo, abbiamo circa 30.000, ma potrebbero essere molto di più. Avete un'app che si chiama Emergenza FVG e che vi permette oggi, proprio perché abbiamo liberato delle banche dati che gestiamo, vedi per esempio le banche dati sulle farmacie, gli orari di apertura e la posizione, potete vedere le farmacie aperte più vicine a voi, ma potete anche conoscere il tempo medio di attesa in ogni singolo pronto soccorso. Operazione che da un punto di vista tecnico è stata, diciamo, particolarmente semplice, da un punto di vista organizzativo e di, permettetevi il termine, di lobby del sistema è stata molto complicata convincere tutti a mettere a disposizione i dati, perché i dati portano trasparenza. Perché nel momento in cui io vedo come vengono gestiti i pronto soccorso posso iniziare a fare dei ragionamenti di sistema. Questo l'abbiamo fatto anche nel lancio della nuova centrale unica del 118 a Palmanova. Cerco di andare via veloce. Mi segno le cose che avevo fatto. Allora, il nostro piano industriale, come in SIE, si sta concludendo, si conclude adesso a novembre. Stiamo scrivendo il nuovo documento dell'azienda che diciamo, darà la strategia dei prossimi 4 anni, 2018-2021. Non serve che vi dica che la centralità dei dati e dell'economia dei dati ovviamente è centrale all'interno del nostro piano industriale, soprattutto per parole chiave come algoritmi, come machine learning, come Internet of Things, Industria 4.0, tutte queste cose che sono state nominate. Pensate che abbiamo fatto adesso, stiamo facendo un progetto, partirà tra qualche settimana, di integrazione di una nuova piattaforma di gestione dell'assistenza all'utente. Quindi per chi di voi ha chiamato negli ultimi anni il nostro centro di assistenza potrà tra qualche mese interagire direttamente tramite portale, tramite app e tramite un sistema di intelligenza artificiale poter avere delle risposte in automatico che sfruttano ovviamente banche dati e infrastruttura che noi già stiamo immagazzinando da diverso tempo. Questo documento ovviamente è in linea col piano strategico di AGI, di piano triennale che è stato approvato, c'è stato tra l'altro asseverato nell'incontro che abbiamo avuto col direttore dell'agenzia i primi di luglio
ci ha dato insomma, rassicurazione del fatto che il percorso che stiamo facendo è sicuramente un percorso opportuno, e mi lego anche alle parole che faceva l'assessore, no? Diceva è importante avere un vettore, un facilitatore, un abilitatore sul territorio di queste buone pratiche. Sicuramente Insiel oggi può essere a fianco della Regione, a fianco dell'ANCI, di Comp FVG, sicuramente può essere un facilitatore per intermediare diciamo, un disegno complessivo regionale e quelle che poi sono le esigenze dei piccoli comuni, delle aggregazioni di comuni, che sicuramente scontano poi una difficoltà operativa, oggettiva, e che hanno bisogno, a mio modo di vedere, di essere accompagnate. E concludo dicendovi che questo percorso di 2 anni e mezzo che abbiamo fatto con Insiel e con la Regione Friuli Venezia Giulia, come diceva l'assessore, ha avuto una rilevanza nazionale. Insiel 1 mese e mezzo fa è riuscita ad avere la presidenza dell'Associazione delle Società in-house italiane, quindi oggi noi rappresentiamo 17 aziende che danno, diciamo, un comparto che, giusto per darvi 2 numeri, impiega 6.500 dipendenti e ha un volume d'affari di 1 miliardo e 200 milioni di euro in Italia. E aver potuto prendere la presidenza di questa associazione e poter dettare un po' una rotta nuova per cercare di svecchiare un po' delle dinamiche che non serve che vi racconti, ci rende sicuramente molto orgogliosi. Chiudo dicendo che ho rivisto molti amici qui dentro, penso quindi a Marina, ma Ivano, Francesco, Marco Malandrino del Comune di Magnago, Matteo Troia, ecco, vi ho visti, che sono, diciamo, esempi di, proprio, direi, attivisti, e che direi che è il tipo di persone che ci servono, persone che credano fermamente che il cambiamento si possa fare, che non si facciano demoralizzare mai da tutto quello che c'è intorno, perché è molto diciamo, facile farsi demoralizzare, ma bisogna essere convinti che si possa fare. Se riusciremo a convincere sempre più persone e se la cultura digitale arriverà sempre più a chi magari di digitale non ne sa molto, secondo me riusciremo sicuramente a fare un gran bel lavoro. Quindi grazie, complimenti per l'organizzazione di questo incontro e buon lavoro per questa mattinata e per tutti gli interventi che seguono. Grazie.